Eccoci qua. Buongiorno o buon pomeriggio. Ciao ragazzi. E ragazze anche, ho visto. I dirigenti hanno detto, li chiamiamo anche a messa, non vi dà mica proprio tanto fastidio. No? Ah, ecco. Ecco, sapete perché? Perché la messa si chiama anche un'altra parola, Eucaristia, che vuol dire grazie, grazie, quel grazie che ci è stato insegnato quando eravamo piccoli, e siccome ci sono questi 70 anni dalla nascita della fondazione nell'oratorio Pio X dell'Aurora e poi del San Nicolò, dell'Unione nel 98 mi pare, no? E vale la pena dire grazie, grazie anche Anna Maria, Presidentessa, mi permetti, sì, visto che sei tu in alto e vale la pena, credo che valga anche la riconoscenza a chi ha sempre dato, no? Disponibilità in tanti modi, con gratuità, gratis, gratis, sì, a dirigenti, allenatori, no? A tanti volontari, e sicuramente non saranno mancate le difficoltà, e ci sono ancora, però credo che sia sempre stato al centro. Vogliamo dare la possibilità ai ragazzi e anche alle ragazze di andare nel campo, per mettersi in gioco, ok? Credo che Gesù non abbia giocato a pallone, forse perché non c'era, però si è messo in gioco, sì, lui ha giocato la partita della vita in maniera molto, 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 molto decisiva, fino in fondo, Bene, ecco, allora, mi raccomando che quando andate in campo non state lì, allora, volete che vale la pena, sì, perché deve arrivare un po' più in alto, e deve arrivare anche in questo momento il perdono che noi vogliamo chiedere l'un l'altro e anche al Signore. Ecco perché è come nel campo di calcio, ehi, non mi ascolti tu, come nel campo di calcio, anche nel campo della vita talvolta abbiamo cercato, no? Il nostro interesse, siamo stati individualisti, non abbiamo trovato il gioco di squadra. Per questo ti diciamo, Signore pietà, sì. Ecco, per tutte le volte che abbiamo fatto le cose come quando si gioca solo coi piedi e non con la mente, con il cuore, il mister vi dice bisogna concentrarsi, Signore, Cristo pietà, Cristo pietà. Ecco, quando non abbiamo dato ascolto agli allenatori della nostra vita, cominciando dai genitori, dagli insegnanti, ecco, del mister, a chi vi accompagna, Signore pietà. Fratelli, non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Ripetiamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Alleluia, alleluia, alleluia. Insegnata, no? In questi giorni, qualche settimana. Vi auguro di meritarla ogni giorno attraverso il vostro impegno e anche la vostra fatica. È bello giocare, ma è anche faticoso. Com'è faticosa la vita? Tre. Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la vita. Non a fare il gioco per se stessi, no. E questo è individualismo. Non giocatevi il pallone, fate il gioco di squadra, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca, crescere nella fraternità, nell'amicizia. Infine, lui dice, ho sentito prima che mi avete nominato vostro capitano, no? Vi ringrazio, dice, da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa, qualche volta, no? Quando c'è il catenaccio, vale la pena, però così non è un bel gioco. Non chiudetevi in difesa, ma
venite in attacco a giocare insieme la vostra partita, che è quella, la partita di una buona vita, che non è sempre così semplice, no? Qualche volta è veramente faticoso, no? Viene da sudare, si è stanchi e dopo magari non si riesce perché il pallone va dove vuole, no? Ma proprio lì impariamo anche a vivere con quel coraggio, con quella forza che è necessario per tutti, sia piccoli che grandi. Ecco lì, vi auguro a nome del Signore di poter divertirvi, perché se non ci si diverte anche il pallone, no? Di poter giocare, di poter vincere, di avere il coraggio anche di perdere e di giocare insieme per poter veramente, no, imparare qual è la strada, ecco, del lavoro. Preghiamo adesso. Ascoltaci, oh Signore. A pensare alla squadra piuttosto che a me stesso, ad ignorare il pubblico e comprendere l'arbitro, ad apprezzare il bel gioco senza distinzione di squadra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. A felicitarmi con l'avversario, a tenergli la mano quando sono vinto, riconoscendo la sua abilità. Con te, Signore, potrò vincere me stesso ed essere contento della vittoria altrui. Il nostro amico Francesco ci dirà qualche cosa. Allora, intanto grazie di essere tutti qui in questa giornata. La presenza di voi è per celebrare questa associazione e il simbolo di una storia di impegno civile e di sport che rappresenta ben 70 anni della nostra comunità e della nostra città di Portogruaro. La vostra presenza è la concreta testimonianza di quanto la passione, lo spirito di iniziativa e la collettività rappresentino, mai come adesso, i fondamenti imprescindibili per far crescere i giovani e avvicinarli fin da piccoli ai valori più nobili dello sport: il rispetto degli altri, la collaborazione, la disciplina, l'integrazione e l'impegno. Oggi quindi celebriamo 70 anni dalla prima iscrizione dell'Aurora Pio X alla FIGC, nel lontano 1951 e 52. La maggior parte di noi doveva ancora nascere, me compreso. Ma l'associazione calcistica Aurora Pio X nasce già nel lontano 1946, grazie all'entusiasmo di un gruppo di giovani incoraggiati, anche in quel caso, da un Don Tullio Tesolin, a significare il sempre presente legame tra sport e comunità religiosa e civile di questa società. Da quella data l'Aurora Pio X ha rappresentato nella testa di tutti noi portoguaresi il forte connubio tra calcio e oratorio. Con la collaborazione poi con l'Unione Sportiva San Nicolò nel 1998 e 99 si è quindi definitivamente rinsaldato quello che ancora oggi è un punto di riferimento per generazioni di portoguaresi. Così anche oggi, grazie all'impegno di un gruppo di persone fortemente appassionate e motivate, e qui rappresentate, ne cito una per tutte, dall'attuale presidente Anna Maria Marcante Boscariol, il primo presidente donna nella storia di questa lunga, gloriosa società, continua e continuerà ad essere, come è sempre stata, un luogo fisico ed associativo di fondamentale importanza per la crescita e la formazione di migliaia di ragazzi. È bene ricordare, e poi mi taccio per lasciare il clou di questa giornata, che se l'Aurora San Nicolò è cresciuta nel tempo ed è riuscita a consolidarsi come realtà nella nostra comunità, lo si deve in gran parte ai tanti sostenitori e simpatizzanti come voi che siete qui, che hanno collaborato in vari modi fin dagli inizi alle diverse attività e che abbiamo voluto ringraziare invitandoli a questa bella giornata di festa.
credo che non ci sia altro da aggiungere, mi auguro di essere qui a celebrare i 140 con tutti voi e adesso cominciamo a rendere una piccola testimonianza di gratitudine per quelli che sono qui e per quelli che in tutti questi anni hanno dato una mano. Anna Maria. Lascio la parola alla Presidente Anna Maria Marcani. Grazie a tutti. È un grande onore per me festeggiare questi 70 anni dell'Aurora San Nicolò. Vorrei ringraziare i partecipanti e tutti coloro che hanno tenuto viva questa attività sportiva. Grazie infinite a tutti. Ringrazio, l'ho visto arrivare l'amico Pietro Rambuschi, tra l'altro uno dei fondatori delle Vecchie Glorie, se non ricordo male, no? Grazie a lui che è nata l'associazione Vecchie Glorie dell'Aurora, quindi adesso è anche un'autorità e ci fa doppiamente piacere averlo qui con noi. E Maurizio per le premiazioni? Ah, eccolo. Maurizio Pavà, vicepresidente attuale. Se l'hai presa con calma. Ma è una vecchia gloria e dopo un po' insomma il campo diventa sempre più lungo, no? Due parole. Se riesco a prendere fiato. Cosa dire? Guardavo una fotografia l'altro giorno. 1971. Ero secondo portiere dei giovanissimi, quindi sono 50 anni che direttamente o indirettamente sto calpestando terreni di gioco. È un piacere essere qui con voi. 70 anni di Aurora sono importanti. Vedere tanti ragazzi crescere, formarsi, diventare in futuro uomini. E questo è lo scopo fondamentale della nostra associazione. Siamo nati in oratoria, come diceva giustamente Francesco, una connotazione in centro a Portogallo importantissima, siamo stati conosciuti da tutti, eravamo invidiati, eravamo fortissimi in campo e lo diventeremo ancora e se lo saremo ancora. Con voi giovani che siete il nostro futuro, la nostra speranza. Ringrazio tutti, i vecchi, i nuovi, dirigenti e magari andiamo avanti ancora così. Anna Maria, che siamo credo l'unica società ad avere un presidente donna. E due, un bel applauso. E anche due vicepresidenti, purtroppo Massimo Zanon non poteva essere per altri impegni, però abbiamo due vicepresidenti, quindi siamo una società al di fuori delle regole. Bene, sentiamo a Buschi un attimo di due parole per l'amministrazione. Storica, aspetta che... Buonasera innanzitutto, volevo ricordare che appunto l'assessore allo sport è in arrivo e quindi Noè mi ha trascurato. Io sono venuto ovviamente qua come uno dei componenti non solo delle Vecchie Glorie ma diciamo come giocatore anche dell'Aurora. Ovviamente se prima il nostro amico ha detto 50 anni fa, io ho detto 60 anni fa giocavo con l'Aurora. Insomma, l'età è passata un po' per tutti. Ovviamente i primi passi, ma anche educativi, è stato nell'Aurora Pio X che si svolgeva proprio nell'oratorio. Purtroppo oggi l'Aurora non è più centro storico per altri problemi, però l'importante è che continui. Vedo un gran gruppo di giovani qui presenti, quindi sicuramente il futuro ci sarà ancora per l'Aurora San Nicolò. Ecco, quindi io porto intanto i saluti dell'amministrazione comunale e ovviamente saremo sempre presenti e vi seguiremo sempre da ovunque voi andrete. Grazie. Grazie.
60 anni, però qui c'è anche chi ha fatto 70 anni di campo con l'Aurora, che è il nostro amico Vittorio Battistò, insomma. Un applauso. Chi va a fare? Va un saltino, dai. Fa un scatto sulla faccia. Perché loro ti conoscono perché hai sempre dato le caramelle, però non sanno che prima di loro, 70 anni fa, tra 70 anni anche voi a dare le caramelle, mi raccomando. Chiamavano Vittorio Caramelle, ma lo facevano un piacere, mi fanno vedervi a giocare. Una volta un genitore mi disse non dargli le caramelle perché hanno perso. Io ho risposto, ma hanno giocato. L'importanza, sono commosso. E continuate come ho fatto io. Vi auguro di tanti anni che ho fatto io con l'Aurora. E viva l'Aurora e viva i ragazzi. Abbiamo voluto ricordare alcuni presidenti, forse ci siamo, del San Nicolò forse ci siamo dimenticati qualcuno, però cercheremo di rimediare. Allora ricorderei per primo, ci ha lasciato da poco, l'amico Saverio Giuseppe. Ecco, per non aver dimenticato il San Nicolò, non so se c'è qualcuno che si chiama Vito Giovanni qui, che è stato presidente del San Nicolò qualche anno fa. Giovanni, un po' di scatti su. Non so se c'è qualcuno, se è venuto Luca o qualche parente di Armando Fazzago. Silvestrini Aldo, qualche parente di Silvestrini Aldo? No. Abbiamo Adriano Grillo anche qui, presidente. Nonché dirigente storico dell'Aurora. Uno si accorgeva dietro. Forse c'è il cavaliere Pierluigi Zani, credo che ci sia Arturo che se ce la fa può fare uno scattino. Vengo incontro perché niente. Venturi, Francesco, eccolo qua. Forse abbiamo anche Zanetti, che è stato a cavallo tra San Nicolò e Aurora. Gianni Lellardon, per caso è presente? No. Questo signore è stato presidente per 3 anni quando c'è stata la fusione San Nicolò con l'Aurora. Grego Vittorino? Non c'è. Massimo Zanon abbiamo detto che è impegnato.
tanto ci sono altri presidenti per il momento. Ne manca uno, non l'abbiamo lasciato per ultimo, per Anna Maria Marcante, che è il presidente attuale dell'Associazione Sportiva San Nicola. Bene, allora abbiamo anche il piacere di avere l'assessore allo sport che ci dirà due cose, dai, così è arrivato. Poi abbiamo una dichiarata per stare ancora insieme. Prego, lei è assessore allo sport del Comune Portogruaro, che è arrivato a portare anche i soldi dell'amministrazione. Grazie, io sarò breve. Intanto grazie dell'invito, questo è un appuntamento importante, 70 anni, cifra tonda. Quindi un appuntamento importante in un periodo importante, nel senso che ci abbiamo verso una stagione che si vuole lasciarsi alle spalle 2 anni orribili e la speranza è quella di ripartire al 100%, sia per quanto riguarda per ogni disciplina sportiva. Io parlo un po' in generale dello sport, visto che ho la delega allo sport. Tra le altre ho anche la delega allo sport e sono uno sportivo, quindi l'auspicio è di ripartire a gonfie vele per una stagione che auspichiamo sia delle più buone sotto ogni punto di vista. L'Open Day che si è svolto qualche settimana fa, mi avete detto che ha dato un riscontro più che positivo, quindi la direzione è quella giusta. 70 anni di una società, quindi ha un'eredità importante alle spalle, in un campo che da questa stagione vedrà poi formalizzata una nuova collaborazione, quindi complimenti alla sinergia che si è instaurata e che sicuramente darà buoni frutti. Io porto i saluti dell'amministrazione, del sindaco, della giunta e di tutto il consiglio comunale. E che altro, complimenti ancora, mi scuso per il ritardo ma avevo avvisato che avevo altri impegni, quindi ho cercato, siamo andati giusti. Quindi io se fa piacere sarò qua un po' durante la serata e buon proseguimento di serata, grazie a tutti. Possiamo accomodarci. Sì, la collaborazione che accennava l'assessore è una collaborazione col Portogruaro Calcio Femminile. Abbiamo ospitato nella nostra struttura Portogruaro Femminile Serie C Under 19 e ci ha fatto moltissimo piacere avere con noi e speriamo di continuare, perché è veramente un piacere avere nel nostro campo le persone che stanno seguendo questa categoria. È una cosa importante. Grazie a tutti e buona serata.
Muovila con la palla! Aiutalo! Vai lungo, Manu, vai lungo, Manu! Eri già lenta, non fatti saltare! Hop! Hop! Tu, Grego! Prendila, tranquillo! Manu! Proteggila, fai salire! Salta ancora! Vai, amore! Dai, ottimo! Incontro, Matteo, incontro! Vai che Filippo! Bravo! Vai lì! Cosa fai? Giacomo! Vai largo, Andrea! Vai! Tu, Grego, tu! E sabato pomeriggio a Portoguaro l'Aurora San Nicolò ha celebrato il 70° anniversario della fondazione. Noi c'eravamo. L'Aurora San Nicolò ha celebrato sabato pomeriggio i suoi 70 anni dalla fondazione. Una cerimonia sobria al campo sportivo di San Nicolò, incentrata in modo particolare su di un momento religioso, per quella che ha rappresentato per tanti anni la squadra dell'Oratorio Pio X. Un sodalizio attraverso il quale sono passati tanti giocatori ed allenatori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio portoguarese e che nel corso degli anni ha sempre saputo rinnovarsi, diventando adesso un punto di riferimento per i giovani calciatori. È un grande onore per me festeggiare questo 70° anno dell'Aurora San Nicolò.
Vorrei ringraziare tutti quanti i partecipanti, quelli che hanno tenuto viva questa attività sportiva. Spero comunque di poter andare avanti il più possibile per dare appunto un successo, un avvenire ai nostri ragazzi. Vittorio Battiston, memoria storica dell'Aurora Pio X prima, Aurora San Nicolò adesso. Vittorio, hai qualche aneddoto da raccontare di questi 70 anni? Beh, diversi, ma quello che più mi è rimasto impresso è una partita amichevole dell'Aurora. Non mi ricordo chi era l'avversario, finisce il primo tempo, entra non il parroco, era l'addetto all'oratorio, Don Domenico, il quale prende il pallone, lo porta via dal campo e dice: non iniziate il secondo tempo perché è l'ora del vespero e se voi giocate ancora la gente non viene in chiesa al vespero. Questa è stata una cosa un po' noiosa ma anche apprezzabile da parte del prete, insomma. Non dico. Senti, la magia di questa società, perché questa società al di là di tutto ha un qualcosa di particolare. Beh, la magia è quella di attirare i ragazzi, non so se è il nome, se noi qua così familiarmente li accogliamo. Una cosa devo dire, in quasi tutte le società i ragazzi non li chiamano per nome, dicono ehi 64, ehi 2002, non Pietro, Antonio, qui si chiamano i ragazzi per nome e questo è oratorio anche nel calcio. E i ragazzi va bene anche questo sistema, questo modo di starli vicino. Ecco, questa è la mia impressione e che penso sia una delle quelle, un modo di attirare questi ragazzi. Senti, adesso vi siete trasformati in società pura, vi dedicate solo ai piccolini? No, il nostro obiettivo sarà di tornare alla prima squadra, che da 3 anni, 4-5 che manca, era il fiore della società. Comunque attualmente, anche se solo il settore giovanile, contiamo 85 ragazzi ed è un numero veramente elevato. Questo ci dà motivo di essere orgogliosi.